Buondì. Isin dall'aula consigliare del comune di Manià e avrei voglia di contarvi anche dal Castel di Manià una riproduzione dal Castel, una riproduzione che ha la sua età, ecco. Però a lei biela. Insomma, non si conosce di preciso l'anno della fondazione del Castel, ma qualche studioso al propone la fin dal 1100 come data più seria. È probabile che il Castel di Manià sia nasciuto come castello di abitazione e per diventare al tempo un come altri di questa sorta di castelli. A quel tempo, sopra la monta si chiamava nomi una sorta di casa grande. Il paron era il patriarca di Aquileia, che adoprava per distraccarsi, diciamo così, quando faceva qualche viaggio, lungo i laux che dipendevano da lui. Dal patriarcato di Aquileia faceva parte in già la piccola comunità della Pieve di Manià. Probabilmente questo edificio aveva per dongia in già una torre, sta qui, la Turris Fracta, e era protetta dal prim Giron di Muraion. In tal corso dal 1100, dal 1200, si trattavano sui primi stiasis gli abitatores, gli abitanti del castello, dongia dal palatium del patriarca. In origine la glisiuta, che sarebbe schista, la glisiuta di San Iacu, si trattava dentro la curia castri, dentro il curtif dal castello. Eccola qua, eccola qui. Devor dalla Turris Alba, la Tor Blanca. Ma col diventare il castello più grande, la glisiuta è stata spostata e dopo ricostruita appunto fuori dal Prinsir di Muraion, in dove la vidina in voi di fassa alla Domus Magna, la chiesa grande. Il Prinsir di Muraion divideva il castello vero e proprio dal Borg, che nel tempo si era sviluppato sulle rive della collina, e in lui era difenduto da una muraglia. In tal borgo del castello si trattava in litiasis dai contadins, che quando venivano in casa dai nemici schiampavano e per difendersi si scondevano in tal secondo zir della muraglia. In tal borgo non erano nomi litiasis dai contadins, ma potevano trattarsi in piccoli botteghis, in dove artigiani lavoravano, come la bottega dal Favri, dal Marangon o di quel che lavorava li piels. Gli stiasutis dal borca erano a planta quadra o rettangolare e picciolutis, nomi dai latos erano di 2 o 3 metri di lunghezza e erano cultetti di paia e si alternavano ai stai che erano piccoli e giacchei. Insomma, si può immaginare che la gente avesse vissuto, anzi vivuto, messe dada con i bestis. Dopo il secondo Girona si sarebbe sviluppata la villa senza difesis. In tal corso dai secoli il castello di Manià ha subito tanti assedi, il primo in tal 1309, e è sempre venuto fuori con danze, ma mai sconfitte. Bisognava aspettare il 1420, quando è cognuto rindisi a un dei più potenti eserciti dal tard medioevo, sarebbe a dire che dalla Repubblica di Venezia. Col terremoto del 1511 il castello è stato buttato quasi dal tutto e in tal 1630 sono morti gli ultimi 2 vecchi che vivevano dentro e così il posto è stato abbandonato.